Buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento quotidiano con l'informazione dal Veneto, Focus TG. Siamo in diretta e lo saremo come di consuetudine fino alle 13:30, un'ora e mezza per portare a casa vostra le notizie dal nostro territorio, tanti i collegamenti con i nostri colleghi per un'informazione sempre live, sempre aggiornata. Avremo un'ampia pagina di cronaca e poi tanti approfondimenti. Parleremo del problema del caro bollette, ascolteremo delle testimonianze molto importanti, cercheremo anche di capire quali sono le ripercussioni sia dal punto di vista economico che sociale di questa crisi, e poi pagina dedicata alla sanità con gli ultimi aggiornamenti sul West Nile, ma anche sui disagi e i disservizi all'interno dell'ULSS 7 Pedemontana, e poi tante altre notizie dal territorio e un'ampia pagina dedicata alla mostra del cinema di Venezia e a tante altre iniziative culturali del nostro territorio. Insomma, come detto e come capite bene, un'edizione di Focus TG straordinariamente ricca di contenuti. Noi come sempre però partiamo con il blocco di notizie di cronaca e purtroppo la prima notizia è una notizia di cronaca nera, un'altra giovanissima vita spezzata sulle strade della Marca, la tragedia ieri sera a San Pietro di Felletto. La 12ª vittima dell'agosto più terribile che la Marca ricordi sul fronte delle tragedie sulla strada. Un altro ragazzo nella lista dei lutti. Francesco Favaro aveva compiuto 17 anni poco più di una settimana fa e in sella alla sua moto stava andando, beffa del destino, a prendere il regalo che gli amici le avevano comprato, un casco nuovo. Ma affrontando una curva in discesa a poca distanza da casa, San Pietro di Feletto, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un palo, morto sotto gli occhi di un amico che lo seguiva a poca distanza. Una dinamica da accertare, forse una distrazione fatale. Intanto una comunità sconvolta piange l'ennesima giovane vita spezzata, come quella di un altro 17enne, Kevin Carraro, travolto da un'auto a Castelfranco giovedì scorso. I funerali del ragazzo sono stati fissati domani alle 15:30 nel Duomo cittadino, l'addio al ragazzo che ha perso la vita in sella alla bici, mentre la Marca, stanca di contare croci, chiede a gran voce che si intervenga a più livelli per la sicurezza stradale, a partire dall'educazione nelle scuole. E ancora strade del Veneto che diventano teatro di incidenti mortali nel giro di poche ore. Due gravissimi episodi, uno a Valdagno, l'altro a Gambellara, dove ha perso la vita due anziani. Non ce l'ha fatta l'anziana che ieri verso ora di pranzo è stata travolta da un'auto. L'incidente è successo a Valdagno, in Viale Trento, lungo la provinciale 246. La donna era a piedi, sarebbe stata investita dal mezzo che andava in direzione Recoaro. Soccorsa dai sanitari del SUAM, è stata trasferita in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Ricoverata in gravi condizioni, per lei non c'è stato nulla da fare. Le dinamiche del sinistro, ancora in fase di ricostruzione, sono al vaglio degli agenti della polizia locale Valle Agno, intervenuti per i rilievi, ma nel tardo pomeriggio di ieri c'è stato un altro grave incidente a Gambellara, dove è deceduto un pensionato che era in bici, urtato da un mezzo lungo la provinciale 22. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Altro incidente, ci spostiamo nella zona di Rovigo. La notte scorsa alle 2:30 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Mazzini nel comune di Vescovana per soccorrere un automobilista rimasto ferito dopo aver impattato contro un'abitazione dopo la perdita di controllo del proprio mezzo. I pompieri arrivati da Este e appunto da Rovigo hanno messo in sicurezza l'Opel Combo che si trovava su un fianco e hanno estratto il conducente rimasto incastrato, che è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM di Rovigo per essere poi trasferito in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro e insomma le operazioni sono terminate dopo circa un'ora e mezza di lavoro. Adesso voltiamo pagina, rimaniamo sempre a parlare di cronaca, non più incidenti sulle strade, ma parliamo
di un 53enne che è stato segnalato alla procura perché è in possesso di una pistola. Si è trattato di un fermo della polizia municipale a Mirano, dove l'uomo è stato pizzicato con un'arma nascosta tra le gambe e la patente di guida scaduta. Doveva essere un normale controllo di routine e invece ieri nel primo pomeriggio gli agenti della polizia locale dei comuni del Miranese hanno trovato un 53enne con una pistola nascosta fra le gambe che viaggiava da solo. Una volta avvicinati al finestrino, gli agenti si sono accorti della pistola e gli hanno intimato di appoggiarla sul cruscotto e uscire dal veicolo con le mani in alto. Il guidatore, senza fissa dimora, non ha opposto resistenza, facendo esattamente quello che gli agenti gli hanno chiesto. L'arma in questione era una scacciacani il cui tappo rosso era stato colorato di nero, rendendola così perfettamente uguale a una Beretta 92, solitamente in uso alle forze dell'ordine. Il 53enne ha spiegato agli agenti che stava usando la pistola in riva al fiume Muson a Mirano per sparare alcuni colpi per divertimento. L'uomo è stato segnalato in procura, oltre che gli agenti della municipale hanno rilevato che la sua patente di guida era stata sospesa nel 2006 e mai stata riabilitata. Attimi di paura per una 23enne aggredita e scippata. Siamo nella zona della stazione ferroviaria Treviso. Si è avvicinato furtivo al suo bersaglio una ragazza di 23 anni e in pochi istanti le ha strappato la borsetta con violenza fuggendo. Le urla della vittima hanno risuonato nei pressi della stazione ferroviaria di Treviso 2 notti fa. La stessa giovane, pur ancora scossa da quanto successo, ha allertato la polizia che poco dopo ha individuato il rapinatore, un cittadino italiano senza fissa dimora, incensurato. L'uomo, ancora in possesso degli effetti personali della vittima, è stato bloccato poco lontano dal luogo dell'aggressione dagli operatori della volante della questura, anche grazie alla descrizione fisica e alle informazioni fornite dalla donna. È stato arrestato. Adesso da Treviso a Solagna per un furto che è avvenuto. A Solagna un cittadino ha allertato i carabinieri dopo aver visto una persona che ha tentato di entrare, parzialmente ci è riuscito, in un'abitazione forzando una finestra con un tubo metallico. Arrivati sul posto, gli agenti hanno visto una bicicletta appoggiata al muro dell'abitazione. Ispezionando l'immobile hanno trovato al piano superiore una camera chiusa a chiave. Dopo l'irruzione hanno trovato all'interno un 62enne rumeno che non ha opposto resistenza. L'uomo, che non conosce l'italiano, era in possesso di un coltello a serramanico. Processato per direttissima, è stato arrestato e rinviato a giudizio. Noi continuiamo con le notizie di cronaca. Incendio nella notte in autostrada A22 all'1:30. Un autotreno che trasportava bestiame ha preso fuoco a circa 1 chilometro dall'uscita del casello di Nogarole Rocca. I vigili del fuoco di Verona sono giunti sul posto con 3 mezzi e 9 uomini per spegnere le fiamme che lambivano la motrice, al cui interno erano trasportate 23 mucche divise su 2 piani. Per le bestie arrivate al piano inferiore, in condizioni molto preoccupanti, non c'è stato nulla da fare, sono state recuperate le operazioni di spegnimento e di bonifica terminate intorno alle 7 con la rimozione del mezzo, la riapertura della viabilità autostradale che era rimasta parzialmente chiusa, quindi un momento sicuramente di difficoltà anche per quello che riguarda la circolazione stradale e il fatto in sé. Noi continuiamo con la nostra pagina di cronaca. Adesso parliamo di un'automobile che finisce contro un'abitazione. Ferito nella notte il conducente. Scopriamo tutto nel prossimo servizio. Erano circa le 2:30 quando in via Mazzini a Vescovana un'auto è uscita di strada finendo la sua corsa contro un'abitazione. Un impatto tremendo che ha causato il rovesciamento dell'auto, un Opel Combo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco arrivati da Este e Rovigo e il personale del SUEM 118. Estratto il conducente dell'auto, ferito e trasportato in ospedale. Il veicolo è stato messo in sicurezza. Sulle cause dell'incidente stanno indagando i carabinieri.
Cambiamo decisamente argomento. Dopo Villa Rodella finisce all'asta anche l'ex quartiere generale della Mantovani, il colosso delle costruzioni coinvolto nello scandalo del Mose. E questa è la sede di Via Belgio in zona industriale a Padova, che potrebbe essere aggiudicata all'asta il prossimo 25 ottobre. Uffici, deposito, magazzino, uno scoperto e un impianto fotovoltaico di oltre 2300 metri che tra la fine del secolo scorso e l'inizio di questo hanno ospitato il quartier generale della società di costruzioni Mantovani, leader del settore delle opere pubbliche, impegnata tra gli altri nella realizzazione del passante di Mestre, dell'ospedale all'Angelo, del Mose. E proprio lo scandalo Mose ha rappresentato per l'azienda una sorta di canto del cigno. L'arresto del presidente Pier Giorgio Baita, che poi ha patteggiato, la perdita di clienti e di mancati incassi dovuti a processi e contenziosi. Dopo una prima asta andata deserta a giugno, si riparte da una base di 2.539.000 euro. Adesso ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario. Rientriamo tra poco con ancora un'ampia pagina di cronaca e poi tutti gli argomenti di cui vi ho fatto accenno poco fa. Quindi sanità, quindi caro bollette, West Nile, tutti gli approfondimenti sul territorio, i nostri collegamenti e la pagina dedicata allo spettacolo. Tutto fra poco. Sono le 12:15, ben ritrovati, ben ritornati in diretta con Focus TG. Allora, nel nostro primo blocco tante brevi notizie di cronaca. Adesso continuiamo con una notizia che insomma è arrivata questa mattina e riguarda importanti aggiornamenti e sviluppi sul caso di Michele Merlo, il cantautore rosatese morto di leucemia il 6 giugno del 2021. Michele Merlo, si legge, poteva essere salvato con una possibilità tra il 79 e l'86% se il medico di base avesse capito che l'ematoma alla gamba era il sintomo della malattia che l'ha ucciso. Questo è l'esito della perizia disposta dal GIP di Vicenza nell'ambito dell'inchiesta per omicidio colposo che vede indagato il medico di base con studio a Rosà, a cui l'artista si rivolse il 26 maggio dello scorso anno. In quell'occasione Merlo gli mostrò un ematoma che poco più di una settimana prima, da qualche giorno, gli era spuntato sulla coscia sinistra. Lo specialista trattò il livido come un banale strappo muscolare, applicando sulla gamba una benda allo zinco e facendo delle raccomandazioni di tenerla per 4 o 5 giorni. In realtà era uno dei primi segnali del tumore che stava intaccando le cellule del sangue. La relazione dei consulenti, leggiamo, nominati dalla giudice Antonella Toniolo, è stata depositata e verrà discussa in tribunale il prossimo 29 settembre. Quindi aggiornamenti e novità sulla vicenda della drammatica morte di Michele Merlo. Noi chiaramente seguiremo tutti gli sviluppi a partire proprio dalla discussione che avverrà, lo ricordiamo, in tribunale il prossimo 29 settembre. Noi adesso lasciamo per un attimo da parte la cronaca, parliamo di attualità legata sempre a fatti di cronaca e con risvolti nel mondo della sanità e della salute, perché dobbiamo fare il punto della situazione per quello che riguarda il West Nile, come stanno andando le cose. Cerchiamo di fare chiarezza e anche di aggiornarvi sugli ultimi casi. Partiamo da Padova.
Nuove disinfestazioni in provincia di Padova a seguito di nuovi casi di West Nile rilevati. I contagi da inizio luglio sono saliti nelle scorse ore a 157, di questi 71 sono forme neuroinvasive e 64 febbrili. Nei reparti di terapia intensiva dell'azienda ospedaliera e degli ospedali dell'USL 6 sono attualmente ricoverati una trentina di pazienti. Gli ultimi casi sono stati registrati tra i cittadini residenti a Selvazzano Dentro, nelle zone vicino a Via Verdi, Via Vegri, Via Timavo e Via Trento, dove verranno fatte nelle prossime ore degli interventi di disinfestazione con trattamenti larvicidi per la rimozione dei focolai larvali presenti in un'area privata. Già effettuata invece una disinfestazione notturna con prodotti adulticidi. Intanto a Lozzo a Testino c'è stato un caso di dengue, il secondo in questa estate nel Padovano. Un uomo che rientrava da Cuba ha accusato sintomi come febbre e dolore alle ossa. Attorno alla casa dove vive la famiglia, il giovane rientrato dall'isola caraibica, è iniziata così la disinfestazione, perché se la persona infettata con la dengue viene punta da una zanzara tigre, l'insetto a sua volta diventa vettore del virus. Fortunatamente nessuno della famiglia del giovane al momento è stato contagiato. Questi gli ultimi aggiornamenti da Padova. Adesso ci spostiamo a Vicenza, quindi nell'ULSS 8 Berica, continuiamo a parlare di West Nile e proprio l'ULSS 8 Berica ha deciso di potenziare in maniera importante il piano di disinfestazione. Potenziamento della disinfestazione nelle aree urbane densamente popolate, l'obiettivo che esce dal vertice ULSS Regione per prevenire il diffondersi del virus West Nile. Un rimarcare da parte dei comuni delle attività di disinfezione già in essere, soprattutto nelle zone ad alta densità abitativa. Vista anche un po' l'esperienza di Padova, si è deciso di fare un rinforzo di disinfestazione soprattutto nelle aree urbane. L'altro versante è quello relativo al rinforzo delle informazioni sulle misure di difesa del proprio ambiente dalle zanzare, dal giardino all'orto, al balcone. Piccole misure semplici: svuotare gli invasi, eventualmente un uso oculato dei larvicidi, le protezioni poi alle abitazioni, le solite raccomandazioni che le troverete appunto su tutti i canali di comunicazione. Nell'attività di prevenzione coinvolti anche i medici di base per l'infezione che ancora per un mese, periodo di proliferazione delle zanzare prima che cambino le temperature, va tenuta sotto controllo e che nell'ULSS 8 ha registrato fino ad ora 26 casi. Di questi 15 sono stati i ricoveri, gli altri sono stati gestiti in casa come semplice febbre. Dei 26 totali, 9 si sono manifestati nella forma neuroinvasiva, di cui 3 sono stati decessi. Attualmente ci sono 7 ricoverati. Questa è la mappatura dei casi di West Nile nell'ultimo mese. I casi in verde sono i casi che non sono più infetti o non possono più generare cluster, quindi sono casi che hanno avuto più di 15 giorni fa l'incidenza, ma si possono vedere quelli che sono i cluster, mentre i casi in rosso sono i casi attualmente ancora potenzialmente infettivi o comunque recenti. Ecco, qual è la definizione di cluster? Nel senso, è identificato da che cosa? Allora, il cluster si identifica da una vicinanza di meno di 2 chilometri e un caso ravvicinato con l'insorgenza di sintomi dalle 2 settimane, nell'arco delle 2 settimane. E i cluster nel territorio dell'ULSS 8 sono ad oggi a Camisano, Quinto Vicentino e Creazzo, l'ultimo in ordine di tempo. Nell'ULSS 7 invece continuano a tener banco le segnalazioni da parte di cittadini, di disagi, di disservizi, di problemi, e noi adesso ve ne mostriamo un'altra, mandiamo in onda un'altra segnalazione da parte di appunto pazienti dell'ULSS 7 Pedemontana, spesso costretti a rivolgersi a un'altra azienda sanitaria. Scopriamo il perché. Stavolta l'esame in questione è una TAC toracica di controllo, prescritta il 15 marzo 2022 con un'urgenza di 30 giorni e invece devo ancora farla per essere schietto nelle parole. Anche in questo caso i tentativi di sollecito non sono andati a buon fine. Tante volte, sia all'ufficio prenotazioni che l'URP, l'ufficio reazioni con il pubblico. Il mio medico mi ha detto che devo andare su, domandare, ma è passato diverso tempo perché capisco ci fosse un po' di ritardo, un mese, ma sono 4 mesi e mezzo ormai di ritardo.
Questo paziente ha già ottenuto l'appuntamento per una visita pneumologica, alla quale però dovrebbe presentarsi col referto della TAC che ancora non gli è stata fissata. Io cosa ci vado a fare una visita se non ho la TAC? Certo. Dovrebbero arrivarci anche loro. Le carenze organizzative pesano sulla salute dei pazienti, tanto che il nostro interlocutore si sta già muovendo per andare a Vicenza fuori ULSS, e lo stesso gli è successo per un'altra patologia. Avevo il dito a scatto, qua a Bassano, lista d'attesa. Ho chiamato su suggerimento Valdagno. Nel giro di un mese hanno fatto la visita e operata. Non è il primo caso di nomadismo a cui sono costretti i pazienti dell'ULSS 7 Pedemontana, che trovano altrove i servizi a cui avrebbero diritto vicino a casa. Per avere risposte su questi disservizi, i nostri microfoni sono sempre aperti per tutti. Chiudiamo la parentesi dedicata alla sanità e alle notizie riguardanti il West Nile. Più avanti, insomma, guarderemo insieme, analizzeremo i dati dell'ultimo bollettino di Azienda Zero per quello che riguarda il Covid e la diffusione del virus nella nostra regione. Adesso però ritorniamo a parlare di cronaca, perché è arrivata l'altra mattina all'alba al porto di Marghera la nave ucraina autorizzata al viaggio carica di olio vegetale destinato al mercato alimentare. Vai. Gli esiti sono stati conformi al dichiarato e quindi si tratta di olio di girasole, olio vegetale di girasole. Poco prima delle 14, completati i controlli, si può aprire il collegamento tra la nave e il serbatoio della banchina. È un momento importante, parliamo della nave ucraina Zamrut Ana, partita il 20 agosto da Odessa e che trasporta 6.300 tonnellate di olio vegetale, di semi di girasole per la precisione, destinato al dettaglio, quindi a negozi e supermercati. Un viaggio e uno sbarco nel porto di Marghera resi possibili dall'accordo raggiunto grazie alla mediazione della Turchia. Questa è la quinta imbarcazione che arriva sul territorio nazionale da Odessa. Ovviamente ci sono le verifiche di polizia doganale svolte dal nostro nucleo antifrode e le verifiche dei nostri laboratori chimici. A coordinare le operazioni la ADM, ovvero l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, che ha messo in campo una task force di competenza professionale elevata per controllare la regolarità dei documenti, ma anche la composizione chimica dell'olio e la sua salubrità, con un laboratorio mobile che può effettuare in tempo reale analisi e test. I nostri funzionari hanno effettuato intanto un controllo a bordo per verificare la conformità del carico, la presenza di eventuale materiale non autorizzato. Successivamente verranno svolte all'atto della dichiarazione doganale dei controlli più approfonditi, ivi inclusi quelli di laboratorio sulla merce che viene sbarcata. Il porto di Venezia, la banchina dei cereali di Marghera per la precisione, sono così al centro dell'attenzione nazionale in queste ore. Venezia sarà attrezzata anche meglio, abbiamo in corso delle protocollazioni, per questo è qui a Venezia la direzione generale, per dare una sede istituzionale e un centro studi di ricerca e di formazione all'avanguardia per il Nord Italia. La nave, battente bandiera liberiana, ha attraccato all'alba e ripartirà per l'Ucraina dopo aver completato le operazioni di scarico. Piccola pausa adesso, torniamo fra 2 minuti con tante altre notizie, restate con noi. Ben ritrovati a Focus TG, sono quasi le 12:30, questo significa che abbiamo ancora un'ora per stare in vostra compagnia, portare a casa vostra l'informazione, le notizie, gli approfondimenti dal Veneto, del Veneto. Ebbene, noi adesso continuiamo con una notizia che insomma ha lasciato molta amarezza nei soccorritori e non solo, perché è morto lo stambecco che aveva ingoiato una scatoletta di tonno abbandonata da qualcuno a Cortina d'Ampezzo. Ebbene, una vicenda che ha avuto un finale tragico che, come detto, insomma, ha amareggiato tutti coloro che insomma sono venuti a conoscenza di questa faccenda. Vediamo.
Le immagini dello stambecco che, risvegliato dall'anestesia, si allontanava nel prato avevano fatto gioire tutti per il lieto fine. Invece, purtroppo, così non è stato. L'animale, operato in alta quota nei pressi del lago di Sorapis per estrarre dalla gola una scatoletta di tonno che aveva ingerito, è stato ritrovato morto. Grande amarezza per i soccorritori, le guardie provinciali di Belluno ed il veterinario del CRAS di Treviso, Marco Martini. L'amarezza purtroppo è tanta, d'altronde avevamo purtroppo un paziente di cui non conoscevamo la storia clinica. Trovato 2 giorni fa nei pressi del lago dove cercava disperatamente di bere, nonostante la lattina gli bloccasse mandibola e lingua, lo stambecco è stato soccorso e liberato, ma non si sa da quanti giorni fosse in quelle condizioni. Di fatto noi non sappiamo da quanto lui versasse in quelle condizioni. Era abbastanza magro, per cui io temo che in realtà la situazione si protraesse da qualche giorno. L'abbiamo svegliato noi con l'antidoto e andare via con le sue gambe, però ripeto, i danni interni che possono aver riportato il fegato o i reni o entrambi gli organi a causa del digiuno, quelli purtroppo non erano calcolabili. Lo stambecco, un maschio di circa 10 anni, pare godesse di buona salute prima di ingoiare la scatoletta e probabilmente è stato proprio il digiuno forzato ad essergli fatale, anche perché, spiega il veterinario, gli animali selvatici tendono a nascondersi quando sono in difficoltà e spesso vengono trovati quando sono già in condizioni critiche. Purtroppo si fanno trovare solamente quando sono in situazioni piuttosto critiche. E quindi appunto temo che questa volta sia uno dei casi in cui purtroppo l'avvistamento e di conseguenza i soccorsi successivi siano arrivati banalmente troppo tardi. Non è una colpa di nessuno, ma con i selvatici spesso è così. Il problema dei rifiuti abbandonati nell'ambiente tocca anche località incantate come questa nel cuore delle Dolomiti, dove da anni viene lanciato l'allarme per comportamenti incivili di turisti, dai materassini gonfiabili ai frigobox in plastica ai resti di picnic abbandonati sulle rive del lago. Ma quanto accaduto al povero stambecco purtroppo accade sempre più spesso e non solo in montagna. Lo vediamo, l'abbiamo visto appunto l'altro ieri in montagna, come ci capita di vederlo anche per dire in mare con le tartarughe marine, che spesso dobbiamo operare o per ami o per altri corpi estranei ingeriti. Purtroppo sì, la causa siamo noi, c'è poco da dire. Parliamo adesso di degrado e di sicurezza. Ci spostiamo per farlo a Montecchio Maggiore. Montecchio Maggiore. Rifiuti abbandonati, guida con patente falsa e bivacchi. In estrema sintesi sono questi i reati salienti constatati dalla polizia locale nel mese di agosto. Un giro di vite sui controlli a 360 gradi nel territorio comunale dei Castelli, con la precisa volontà da parte dell'amministrazione comunale di rafforzare la presenza degli agenti nei punti indicati dagli stessi cittadini per assicurare e garantire un miglioramento della sicurezza. Una collaborazione con i residenti che ha permesso di scoprire in un cantiere edile una vera e propria discarica abusiva nella zona centrale del comune. Detriti di diversa natura erano sparsi e abbandonati ovunque. Ad un successivo controllo gli agenti hanno individuato e denunciato il presunto responsabile, un 40enne di origine albanese che è stato accusato di deposito incontrollato di rifiuti. Ad un 24enne ghanese, a seguito di un controllo stradale, invece, è stata sequestrata una patente di guida risultata contraffatta. L'uomo è stato denunciato per uso di atto falso e falsità materiale, sanzionato per guida senza patente e sequestro amministrativo del mezzo risultato senza regolare revisione. Alla stazione degli autobus di Alte Ceccato, invece, sono state identificate 20 persone su segnalazione dei cittadini. Il luogo era diventato un ricettacolo ormai stabile del bivacco e di consumo d'alcol e marijuana di molti sbandati della zona. Tra le persone identificate anche un ghanese di 31 anni irregolare in Italia, per cui il questore ha disposto un decreto di espulsione dal territorio. Noi andiamo avanti con un'altra notizia, perché non sono bastate le piogge di questi giorni per ripristinare le falde a Piombino Dese e allora per questo motivo il sindaco ha firmato un'ordinanza che intima la chiusura delle fontane private delle case. È più grave di quanto si potesse immaginare la situazione delle falde sotterranee a Piombino Dese, comune di 10.000 abitanti esteso su una zona di risorgive. Per questo il 10 agosto il sindaco Cesare Mason ha firmato l'ordinanza 29 contro lo spreco d'acqua che impone ai cittadini la chiusura delle fontane private che proprio dalla falda pescano dagli 8 ai 15 ettolitri d'acqua al giorno. Un problema molto grave, spiega il sindaco Mason, che ha invitato la polizia locale a controllare
rispetto dell'ordinanza nelle circa 500 abitazioni private abbellite da queste fontane. Dopo un primo invito bonario, in caso di mancato rispetto dell'ordinanza scatterà una sanzione da 25 a 500 euro. I controlli sono partiti sabato, un primo bilancio è atteso per il fine settimana. E a proposito di siccità, è scattato un vero e proprio allarme per gli alveari del territorio. Sì, perché a causa di queste condizioni climatiche la raccolta del miele è in calo, pensate, del 30% in tutto il territorio veneto. Una crisi climatica, quella che stiamo vivendo, che non risparmia nessuno, neanche le api. Temperature roventi, siccità, temporali estremi, fattori che hanno portato circa 100.000 alveari in tutto il Veneto ad un calo del 30% della raccolta di miele. Ci eravamo illusi a maggio con una discreta produzione di acacia, il tempo era discreto, ma ahimè la stagione secca, la siccità ha imposto che le nostre api quasi morivano da sete. Ecco, tenete conto che un'arnia che ha 50-80 mila api consuma parecchi litri di acqua al giorno. Ecco, a questo si è aggiunto che la siccità, le piante emettono meno nettare, che è una sostanza zuccherina. Ecco, addirittura i castagni, che sono piante secolari, anche loro hanno fatto fiori, una buona fioritura, ma purtroppo fiori, non dico secchi, ma con poco nettare. Quindi le nostre api non trovavano assolutamente da mangiare. Un danno ambientale rilevante, tenendo conto che l'impollinazione delle api permette la produzione di ossigeno, oltre che l'esistenza del 70% della frutta e verdura che noi mangiamo, ma un danno non solo ambientale. Teniamo conto che a livello mondiale è stato calcolato che le api producono quasi 500 miliardi di PIL. Ecco, le api a livello mondiale producono un terzo del PIL dell'Italia, ecco, come produzione. E in questa situazione di assoluta emergenza, gli apicoltori del territorio si prendono cura così delle loro api. Abbiamo aperto l'arnia, qui c'è la nostra famiglia di api. Questa arnia avrà circa 50.000 api, ecco, vedete un po' di api in cima. Possiamo anche estrarre un favo per farle vedere. Ecco il nostro bel favo ricco di api. Ecco, vedete, api ce ne sono, però io sento dal peso che hanno poca scorta, poco cibo da mangiare. Quindi è opportuno che andiamo a nutrirle. E quindi adesso provvediamo subito al nutrimento delle nostre care api. Ecco, andiamo a inserire questo panetto da 1 chilo, si chiama candito tecnicamente, acqua e zucchero e amido di mais. Lo mettiamo qui sopra, lasciamo spazio che possano salire. Ecco, questo chilo di candito basterà un paio di giorni, 2 o 3 giorni, e le nostre api saranno a posto. Evviva le api! Parliamo adesso, come anticipato, del problema legato al rincaro dei costi per quello che riguarda le bollette dell'energia elettrica e non solo. La storia che vi andiamo a raccontare nel prossimo servizio è quella di un barbiere di Bassano che si è visto triplicare la bolletta dell'energia elettrica, oltretutto nel giorno del suo compleanno, e il titolare di questa barberia lancia un allarme: chiuderanno sempre più attività del centro storico. Il perché nel prossimo servizio. Compleanno amaro, o per meglio dire salato, quello di Cesare Casoni, titolare di una rinomata barberia a Bassano, che proprio nel giorno del suo compleanno si è visto recapitare una bolletta dell'energia elettrica che racconta di un aumento del 300%. 650 euro rispetto ai 180-190 che pagavo l'anno scorso. Ora io, più bene che male, io ce la faccio a pagarla, però mi metto nei panni delle persone che prendono una pensione e che magari hanno anche un affitto da pagare, come possono farcela. I rincari costringono anche a cambiare le abitudini. Provi durante l'arco della giornata a togliere magari quello che è adesso in questo periodo un po' di climatizzazione, provi a spegnere delle lampade, provi a spegnere i fornetti che abbiamo per i panni caldi, provi a spegnere un po' di cose, però a mio parere non cambia niente. Aumenti che non si limitano solo alle bollette, a costare di più è tutto ciò che serve per lavorare. Noi di riflesso dobbiamo aumentare. È logico che non è che possiamo far pagare cifre esorbitanti per un taglio, per cui si parla col cliente, si discute di questo, e una delle cose che io ho notato è che c'è molta clientela che si mette nei nostri panni, e l'aumento che noi abbiamo fatto non si lamenta, ma anzi
ci dà ragione e ci giustifica per questo. Una situazione di crisi che si sta estendendo a macchia d'olio e che rende ancora più profondo il problema dell'abbandono del centro storico. Ho chiesto il vostro intervento per essere solidali a chi non ce la fa. Cioè noi stessi andiamo in centro a Bassano, vediamo che ci sono dai 49 ai 50 negozi sfitti. Facciamoci una domanda. Noi adesso ci fermiamo per un altro piccolo break pubblicitario, torniamo con i nostri collegamenti in diretta dal territorio, tante altre notizie, i nostri approfondimenti a fra poco. Ben ritrovati in diretta con Focus TG, noi continuiamo a parlare dell'argomento di cui abbiamo iniziato a vedere i primi servizi prima del break pubblicitario, cioè il problema legato al rincaro dei costi, alle bollette che schizzano alle stelle, alle difficoltà delle famiglie, dei commercianti, delle amministrazioni comunali. Noi adesso siamo pronti per andare in collegamento con la nostra collega Tiziana Bolognani che, se non sbaglio, è pronta per intervistare il presidente degli alimentaristi di Confcommercio Belluno, Sandro Lavanda. Allora diamo subito la linea a Tiziana Bolognani. Tiziana, buongiorno. Sì, buongiorno, siamo nella sede di Confcommercio Belluno nella giornata in cui il presidente nazionale di Confcommercio a Roma terrà una conferenza stampa per spiegare quali sono i problemi che stanno attanagliando il mondo del commercio, del turismo, dei servizi in generale, che si stanno dibattendo con il problema oramai noto del caro dell'energia e che sta facendo, che ha come effetto principale quello dell'aumento smisurato del doppio, del triplo delle bollette che arrivano agli esercenti degli esercizi commerciali. Con noi questa mattina c'è il presidente della sezione alimentaristi di Confcommercio Belluno, Sandro Lavanda. Lavanda, è un problema davvero oramai diffuso, complicato anche da esprimere, da raccontare. Se prima abbiamo avuto una pandemia sanitaria, poco fa si diceva quella che stiamo affrontando, che ci troveremo ad affrontare, sarà una pandemia economica. Lei è d'accordo? Purtroppo sono d'accordo. Questa è una pandemia economica, una pandemia che purtroppo non vediamo soluzioni nell'immediato, perché abbiamo bisogno di soluzioni immediate. Qui c'è un sistema economico che pian piano sta sgretolandosi, soprattutto nelle medie e piccole attività. Consideriamo che il costo energetico in un mese è triplicato, sicché per esempio nella mia attività ho tre negozi superette, medi. Il costo energetico, se questi saranno i costi anche in futuro, avrò quasi 50.000 euro in più all'anno di costi che non posso scaricare certamente o al consumo o in altri modi. Quindi faccio presente che questo è un esempio, ma qui stiamo parlando di centinaia di attività, nel nostro caso qui a livello provinciale, che sono che hanno lo stesso problema. E tra queste, ecco, mi scusi signor Lavanda, tra queste attività, tra gli esercenti di queste attività sta maturando sempre di più come dire, la convinzione che forse è meglio chiudere in bonis anziché arrivare a un punto di non ritorno. Se nell'immediato, parlo nell'immediato, la politica non può aspettare che si faccia un governo, che decida il governo prossimo, eccetera. Dobbiamo considerare che questo è un problema immediato che deve essere risolto con naturalmente anche la nostra collaborazione, perché siamo qui per collaborare. Capiamo che è un problema a livello europeo, mondiale, e quindi siamo qui per fare anche noi la nostra parte, no? Però delle cose, ecco signor Lavanda,
Lavanda, una delle cose che sicuramente oggi a livello nazionale si sta organizzando, la decisione è arrivata proprio nel tardo pomeriggio di oggi per sensibilizzare i cittadini ed evidentemente per lanciare un messaggio alla politica. C'è stato l'invito da parte di Confcommercio Nazionale ai propri associati di spegnere le luci delle vetrine dei negozi da mezzogiorno a mezzogiorno e un quarto per lanciare il primo timido segnale. Certo, questo non può risolvere il problema. No, sicuramente non può risolvere il problema, anche perché la decisione è stata presa abbastanza in fretta, secondo me, a livello nazionale, quindi non è arrivata, il messaggio non è arrivato a tutti i nostri iscritti. Certo che è un primo segnale deciso, e che noi siamo decisi a portare la nostra posizione il più avanti possibile, perché rischiamo di perdere le nostre attività. Attività che sostengono lo sviluppo dei territori, e quello bellunese in particolar modo ne ha estrema necessità, ce lo siamo sempre detti, è un territorio di montagna che già vive le difficoltà del vivere in montagna. Abbiamo citato poco fa la pandemia, ecco, diciamo che la pandemia è stato un momento davvero drammatico per chi ha un'attività commerciale. Sicuramente la pandemia ha dato un segnale positivo per quel che riguarda le nostre attività, perché si è riscontrato che l'attività, qualsiasi attività artigianale, commerciale, qualsiasi, dà vita al territorio, e questo noi lo abbiamo sempre portato avanti, e è un nostro cavallo di battaglia. Se i paesi vivono è perché ci sono le attività. Dove non ci sono attività, dove non c'è un bar, un negozio, una pasticceria, un punto in cui vivere e trovare un assetto di aggregazione, non esiste neanche il paese, la comunità. Ecco. In un territorio in cui, lo ricordiamo, no? Da oramai almeno 3-4 anni il tema dello spopolamento è diventato un po' anche il cavallo di battaglia della politica locale, ma contro il quale in questo momento pare non esistano strumenti per combattere lo spopolamento. Guardi, gli strumenti, secondo me, basta avere la volontà, no? E gli strumenti si possono trovare, perché io dico sempre, ci vuole una programmazione, per esempio anche a livello energetico ci voleva una programmazione. Ora siamo in balia, no, a poche risorse energetiche, no, dove avremmo dovuto aumentare invece la possibilità sulle nuove fonti energetiche, per cui siamo, e lo stesso riguarda il territorio. Noi stiamo vedendo uno spopolamento a livello montano, ma che non riguarda solo la nostra provincia, riguarda anche altre province, altri piccoli paesi del centro Italia, del sud, eccetera. No, è un discorso generale, e qui sta nella programmazione, nella volontà politica di fare in modo che la popolazione rimanga dove vive. Ecco, che non ci siano immigrazioni, eccetera, perché altrimenti il territorio va a essere, come possiamo dire, è destinato a morire. Esatto, è destinato a morte certa. Lavanda, io la ringrazio per la sua testimonianza, la sua testimonianza anche
anche di esercente di attività che si trova a combattere con questi rincari che, lo ricordiamo, sono iniziati ben prima della guerra in Ucraina. È già dallo scorso anno che le bollette hanno iniziato a dare segnali importanti e che probabilmente, come ci ricordava il presidente di Confcommercio Belluno la scorsa settimana, sono stati sottovalutati e si è pensato che si sarebbe trovata la possibilità di risolvere la questione. Così invece non è stato, e l'autunno che noi ci apprestiamo a vivere sarà davvero drammatico. Volevo aggiungere una cosa, non per fare pubblicità. La mia attività ha oltre 100 anni e non è mai stata in difficoltà come in questi momenti. Sono momenti tragici, no? Per cui la politica deve trovare un punto di accordo, ma un punto di accordo immediato. Non valgono tutte le chiacchiere che vediamo qui nei telegiornali, nei dibattiti, eccetera. Dobbiamo trovare, fare in modo che questo governo trovi una soluzione immediata. Le cose, c'è la possibilità di fare, l'importante è che la politica appoggi le direttive di questo governo. Non voglio fare pubblicità politica, però dobbiamo andare nell'immediato. Non si può pensare di risolvere dopo le elezioni, dopo tutto un trambusto che a livello sappiamo come va a finire la nostra politica. Grazie Lavanda, credo che chiosa migliore non poteva fare. Da Belluno è tutto, vi restituisco la linea. E noi ringraziamo la nostra collega Tiziana Bolognani, il suo ospite, per questa importante testimonianza e anche per gli spunti di riflessione che ci ha lasciato in eredità. Noi continuiamo a parlare del problema legato ai rincari dei costi energetici, perché le politiche per il risparmio energetico, la cosiddetta anche austerity, entrano nei condomini con gli amministratori che stanno preparando dei veri e propri vademecum, delle nuove regole per ridurre i consumi e mitigare il rincaro delle bollette. Vediamo. L'austerity comincia ad entrare nei condomini. Il caro bollette preoccupa gli amministratori, allarmati per quanto potrebbe accadere tra poco più di un mese con l'accensione dei riscaldamenti. Amministratori di condominio che si sono riuniti nella Marca per mettere a punto una sorta di vademecum condominiale finalizzato al risparmio. Si parte dai riscaldamenti centralizzati con l'abbassamento della temperatura di 2 gradi. Facendo una media abbiamo calcolato che abbiamo circa un 7% di risparmio. Certo che con i costi che noi abbiamo tutt'oggi non è così semplice gestire, anche perché i preventivi partiamo con 10, purtroppo ci troviamo con il triplo. Aiuta molto anche, soprattutto anche nella temperatura dell'acqua. Diciamo, normalmente noi siamo abituati a mantenerla a 55 gradi, però è un po' esagerato. L'abbiamo sempre avuto perché fino a ieri il problema non sussisteva. Oggi come oggi ci potrebbe bastare dei 40-45 gradi. Quindi anziché miscelarla come eravamo abituati, potremmo utilizzare anche questo. L'obiettivo è ridurre i consumi comuni per limitare i rincari delle spese e le possibili morosità che ricadrebbero sugli altri inquilini. Ecco dunque che si interviene anche su cancelli elettrici o basculanti condominiali, spesso utilizzati senza tenere conto di quanto ogni apertura e chiusura incide sulla bolletta. Il famoso basculante che quando si esce al mattino si alza per parecchie volte, perché una volta uno esce alle 7, l'altro 7:10, si chiude e si apre. Abbiamo già da suo tempo messo degli orologi in modo tale che questo dia la possibilità di evitare sempre questo chiudersi ed aprirsi. Lo stesso vale per l'illuminazione. Intervallare, soprattutto negli edifici che hanno i sottoportici, una luce sì e una luce no, e ridurre anche il discorso degli orari. E il caro bollette riguarda e preoccupa anche il mondo del volontariato, impegnato ad esempio nella cura, nella prevenzione, come per la Lega per la lotta ai tumori.
rispetto allo scorso anno in cui avevamo dalle 700 agli 800 euro mensili nei mesi invernali, quest'anno ci sono arrivate delle bollette intorno ai 2.400 e 2.500 euro e queste sono relative ai primi 5 mesi dell'anno. Bollette triplicate, spese che potrebbero rallentare l'attività dell'associazione e i servizi che mette a disposizione soprattutto sul fronte della prevenzione. Ennesimo grido d'allarme per i rincari arriva dal mondo del volontariato, in particolare dalla LILT di Treviso. Noi speriamo di poter continuare in quelle che sono tutte le nostre attività, però senz'altro ci spaventa un po' quello che sarà il futuro. Per questo noi ci auguriamo che nei prossimi mesi si possano mettere in atto delle iniziative anche a livello governativo per calmierare questi grossi aumenti e che ci consentono di poter pianificare meglio quello che sarà anche la gestione economica per il prossimo anno. Importanti quindi le raccolte fondi che danno ossigeno a realtà come quelle della LILT. Ultima in ordine di tempo la vendemmia sociale, progetto che ormai da 5 anni conferma la vicinanza e la collaborazione tra aziende e associazioni, presentato a Villa Carisi, sede della direzione dell'US 2. Tanti i motivi che spingono i privati a sostenere queste iniziative anche in momenti complessi come questo. È anche un grosso auspicio per vedere le cose in positivo il fatto che abbiamo delle aziende che comunque continuano a sostenere la nostra attività, continuano a sostenere la LILT e questo ci dà anche lo stimolo per proseguire nelle nostre iniziative perché vediamo che c'è tanta solidarietà intorno alla nostra associazione. Vedere che riusciamo a dargli un momento di pseudo-normalità sia nella vendemmia ma anche proprio nella cena, che riescono a stare lì con altre persone nonostante tutte le difficoltà e quello che comporti per loro riuscire ad essere presenti per la serata, come azienda ma anche a livello personale ci dà davvero delle grandi emozioni. È proprio quello che noi riceviamo da questa gente. Tu arrivi a casa la sera, che giustamente è anche il periodo, ti porta ad essere abbastanza stanco, però la felicità che hai addosso non ti fa sentire la stanchezza, perché queste persone ti danno tanto, ti danno proprio, senti il loro star bene che ti riempie il cuore. Appuntamento quindi al 9 e 10 settembre. Siamo stati anche al mercato per parlare del rincaro dei costi per quello che riguarda i generi alimentari e fra poco vi mostreremo le immagini, il nostro servizio della collega Sharon Di Carlo, ma adesso ci prendiamo un attimo un momento di pausa da questo filone di tematiche che riguardano i rincari, le bollette e l'aumento dei costi, perché abbiamo in collegamento con noi la nostra collega Chiara Gaiani per fare insieme il punto della situazione anche di un argomento importante, di una tematica che di certo non abbiamo dimenticato, quella della marmolada, quella dei ghiacciai. Quindi vedo collegata con noi Chiara Gaiani, a cui do il buongiorno e cedo subito la linea. Alex, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Ci troviamo all'interno di questa sala in cui c'è un meraviglioso plastico della marmolada, poi il collega Federico Cibotto ve lo farà vedere bene, all'interno del Museo di Geografia dell'Università di Padova, che invito i più che probabilmente come io stessa insomma mi metto dalla parte delle persone che l'hanno scoperto per lavoro ma fortunatamente non lo conoscono. È una visita che chi passa dalla Città del Santo e da Padova io invito a fare. Siamo qui oggi perché la carovana dei ghiacciai di Legambiente ha fatto tappa proprio qui per raccontare lo stato di salute dei ghiacciai italiani, in modo particolare della marmolada, una carovana che sta percorrendo le Alpi dal 17 agosto al 3 settembre. Infatti abbiamo la responsabile nazionale Alpi di Legambiente, Wanda Bonardo, che ringrazio. Vi presento anche gli altri miei due ospiti, cioè Roberto Francese dell'Università di Parma e Aldino Bondesan dell'Università di Padova, entrambi membri del Comitato di Glaciologia Italiana, che poi ci racconteranno proprio nel dettaglio e da studiosi come stanno i ghiacciai italiani. Intanto in marmolada ovviamente quest'anno non è potuto salire nessuno dopo il tragico 3 luglio. Voi avete osservato la marmolada da lontano, da un punto di osservazione però molto efficace per capire lo stato di salute. Come l'avete trovata quest'anno? Beh, rispetto a 2 anni fa il ghiacciaio è rimpicciolito, la roccia sta emergendo sempre di più ed è un ghiacciaio che si vede che è in sofferenza come tutti gli altri che abbiamo osservato lungo il nostro percorso.
Ecco, il 3 luglio è una data che resterà nella storia per intanto il numero enorme di vittime che la montagna ha chiesto a cambiamenti climatici che sono in atto, che sono visibili, che sono di fatto sotto gli occhi di tutti e che purtroppo questa grande tragedia ha fatto toccare con mano e soprattutto nel cuore i più. Sì, questa è stata una tragica fatalità, però io devo dire che andando in giro ho visto dei laghi glaciali che appaiono e scompaiono nel giro di qualche mese, quindi se ci fosse della gente quando si svuotano sarebbe una tragedia, no? Quindi questo che cosa ci ricorda? Che la montagna è un ambiente estremamente fragile, un ambiente dove bisogna andare con la giusta consapevolezza, l'attenzione ai nostri limiti, perché devo anche aggiungere che ho visto ragazzini sul ghiacciaio dell'Indre, in prossimità dei crepacci dove noi non andiamo, con le scarpette da ginnastica. Quindi questo per dirci come la montagna va affrontata, non deve essere chiusa, preclusa, però va affrontata con la consapevolezza dei rischi che si corrono. Ecco, che cosa però è accaduto il 3 luglio? Roberto Francese ce l'ha raccontato prima, adesso lo racconterà anche a voi. Devo dire che i dati insomma sono impressionanti. Ovviamente tutti questi dati sono ricavati da un'osservazione indiretta fatta attraverso le misurazioni dell'elicottero. Non avete potuto salire neppure voi che siete studiosi, che di fatto in Marmolada siete di casa. Da quanti anni sale in Marmolada? Ci saliamo già da alpinista negli anni '80, per cui la parete sud l'ho salita diverse volte, quindi è un ambiente che conosco prima come alpinista, poi come studioso del ghiaccio. No, non siamo potuti salire anche se avremmo voluto per fare delle misure nell'immediato che erano molto importanti, ma non è stato possibile perché l'area è stata chiusa. Quindi abbiamo dovuto utilizzare immagini e dati acquisiti da aeromobili, da satellite, insomma non con misure dirette fatte sul ghiacciaio. Per quanto riguarda quello che è successo, diciamo che è stata una combinazione di cause predisponenti e cause scatenanti. Il pendio molto inclinato, il ghiaccio che ormai era ridotto a una piccola massa, senza più un fronte, un piede che lo teneva. E per quanto riguarda le cause scatenanti, sicuramente la temperatura molto alta, l'ARPA ci ha dato dei dati e abbiamo delle medie superiori tra 3 gradi e 3 gradi e mezzo, quasi 4 gradi nei 2 mesi precedenti rispetto alla media del periodo, che è tanto. Quindi questo vuol dire una grande produzione di acqua di fusione che attraverso i crepacci è stata immagazzinata in questo piccolo ghiacciaio sospeso, e quindi il peso dell'acqua, la pressione sulla superficie basale, tutta una serie di altri fattori combinati insieme di fatto hanno determinato l'esito finale, che è stato quello del collasso. La massa si è staccata, si è rotta, perché il ghiaccio sappiamo bene essere un mezzo abbastanza fragile, si è frantumata sul pendio, è precipitata sul ghiacciaio sottostante e ha investito la via normale, dove gli alpinisti stavano probabilmente a quell'ora ritornando dalla vetta. E quindi il fronte era abbastanza ampio, quindi è stato molto difficile evitarla, e quindi sono stati investiti in pieno. Poi ha percorso un altro chilometro e mezzo, e dopo 2 chilometri e 300 metri circa si è arrestata appena sotto il pian dei Fiacconi. L'evento tra l'altro è stato misurato dai sismometri, quindi la quantità di energia che è stata liberata era significativa e corrispondente a un terremoto di magnitudo 0.6. Ascolti, è successo tutto in un minuto. Ci fa vedere nel plastico più o meno dove, vediamo se riusciamo a dare così un'idea. E poi ecco, scusate, mi metto a favore. Guardi, allora, il ghiacciaietto sospeso è questo qui. Si vedono anche i crepacci, quelli riempiti di neve. Si è staccato un pezzo, una specie di rettangolo, che è la parte frontale, qui la parte che non ha più sostegno, sostanzialmente è precipitata lungo questa parete, e la via normale sale di qua, e qui ha impattato sul ghiacciaio sottostante. Ecco, approfitto del plastico e chiedo al collega di continuare a inquadrarlo, e chiedo ad Aldino Bondesan di venirmi proprio al fianco, perché vedete, queste sono date di com'era il ghiacciaio della Marmolada, giusto Aldino Bondesan? Sì, il ghiacciaio qui viene rappresentato con queste linee colorate che corrispondono alla posizione della fronte nell'ultimo secolo. È facile vedere come agli inizi del secolo il ghiacciaio occupasse l'intero spazio tra Cima delle 11 e Cima delle 12 e fosse non
notevolmente più avanzato rispetto alla posizione che ha oggi, che è ulteriormente arretrata rispetto a quella linea rossa. In circa un secolo noi abbiamo avuto più di 1 chilometro di arretramento delle fronti e al di là di quella che è la riduzione areale, che è di circa il 70-75%, noi abbiamo avuto, che è più importante, una riduzione del volume che è superiore al 90%. Oggi abbiamo circa il 9% della massa glaciale che era disponibile circa un secolo fa. Ecco, sono dati scientifici che però toccano davvero la nostra vita. È importante che la scienza possa continuare a studiare un ghiacciaio che tra l'altro negli ultimi 10 anni ha perso 2/3 della sua massa. Sto forse dicendo delle stupidaggini. Vorrei proprio fare questo appello ai telespettatori. Vorrei condividere questo appello con i telespettatori. La scienza ci può aiutare in questo momento, anche se sembrano solo dati aridi, davvero toccano la nostra vita. Apparentemente sono dei luoghi lontani, sono degli oggetti che vengono visitati da un numero limitato di persone, ma sono doppiamente importanti. Primo perché la riduzione delle masse glaciali o la scomparsa dei ghiacciai alla quale ci stiamo avviando in questi anni determinerà un cambiamento drammatico in quello che è l'ambiente alpino, l'ecologia alpina, in termini di risorse idriche, in termini di vegetazione, in termini di microclima. E poi l'importanza dei ghiacciai alpini, anche dei piccoli ghiacciai, è che sono estremamente sensibili al cambiamento climatico, quindi agiscono come dei termometri naturali. Permettono di superare quelle che sono le sensazioni che possiamo avere, oppure quelli che sono magari periodi un po' più freschi o un po' più caldi che si possono alternare da un anno all'altro e danno il reale andamento del clima. E il loro responso in questo momento è che prosegue quel trend di ritiro iniziato 1 secolo e mezzo fa e, cosa che fa preoccupare ancora di più, la velocità dell'arretramento è significativamente aumentata. Ecco, su questo dato, che è un dato insomma su cui riflettere, su cui condividere, Alex, io da Padova ti restituirei la linea, a meno che tu non voglia porre altre domande ai nostri ospiti, che davvero ringrazio per la cortesia e per quanto ci hanno detto. È stata davvero una testimonianza importante, esaustiva. Noi ringraziamo Chiara Gaiani, Federico Cibotto e i vostri ospiti, dati, spunti anche scientifici che comunque entrano in contatto con quella che è la nostra vita di tutti i giorni, con quello che è il nostro territorio. Insomma, un'occasione per capirlo e per comprenderlo meglio. Noi adesso ci fermiamo per l'ultimo break pubblicitario e rientriamo fra pochissimo perché abbiamo ancora tante cose da dire, tanti servizi da mandare in onda in vostra compagnia fra poco. Ben ritrovati in diretta con Focus TG, abbiamo una ventina di minuti ancora da trascorrere in vostra compagnia e noi allora proseguiamo con la nostra inchiesta al mercato per cercare di capire insomma quali sono gli alimenti che hanno subito i rincari maggiori e come insomma le persone stanno affrontando questo momento complicato con il carrello della spesa che pesa sempre di più dal punto di vista proprio dei costi. Vediamo. Quanto è aumentato oggi fare la spesa? Tantissimo, tanto. Noi siamo in 2, per carità, ci arrabattiamo, abbiamo anche un po' di orto, un po' di frutta, però dopo tutto il resto, le bollette e tutto quello che ci va dietro, purtroppo è tutto caro. Cosa è aumentato nella sua spesa più di tutto? Carne, pesce, latte, frutta, verdura. I pensionati è un po' difficile, per fortuna da giovane abbiamo lavorato e abbiamo cercato di recuperare un po' per la vecchiaia, diremmo, ecco. Cosa è aumentato soprattutto? Beh, la frutta, la verdura, il pesce, anche la carne. Io ho 2 sacchetti, euro il pesce, 15 euro e i funghi 18 euro. Anche in sciocchezze un affarino per passare la verdura, ad esempio. L'ho trovato 4 euro di più che poco tempo fa, mi sembra un po' troppo. E quanto è aumentato fare la spesa oggi? Parecchio. Cosa è aumentato? Un po' tutto.
Dopo bisogna vedere se si cerca quello che è più valido. Ah, guardi, volevo prendere un melone, un melone grande così, 4,50 €, gliel'ho lasciato lì. Ecco, e non le dico altro. C'era scritto 2,80, lì l'ha messo 3,80 quando è... Sì, sono cose pazzesche. Nella sua spesa quotidiana, cos'è che è aumentato più di tutto? Ma un po' tutto, della verdura, frutta, a parte mi sembra la carne, mi sembra rimasta uguale, ma per il resto anche il pane. Tanto che ero morte con tutti. Sì. Cosa è aumentato soprattutto, signora? Pasta, pane, latte, yogurt soprattutto che mi prendo, perciò guarda, qui mi accorgo subito. Dopo cosa? Tutto, la verdura, tantissimo, tutto. E insomma abbiamo ascoltato una crisi che colpisce sempre di più le famiglie, anche appunto dal punto di vista della spesa e dei rincari dei generi alimentari. A Schio però c'è un emporio solidale che aiuta chi è in difficoltà e anche il ministro Bonetti è andato a fargli visita. Vediamo. Crisi, rincari, famiglie nella morsa del caro spesa e tasso di povertà in crescita. Il ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, ha fatto visita all'Emporio Solidale Il Cedro a Schio, che si propone di sensibilizzare alla cultura del non spreco, del riuso e della solidarietà verso chi si trova in difficoltà. Questo non è solo un supermercato per le persone in difficoltà, ma è un vero e proprio centro polifunzionale, cioè qui potete avere accoglienza sia per donne vittime di violenza, sia per persone in cerca di lavoro, quindi con l'attivazione di tirocini formativi, sia per anche avere istruzioni di tipo finanziario o altra natura. Parliamo di 82 famiglie quando avevamo aperto ad aprile, oggi siamo a oltre 200 famiglie che vengono in questo emporio. A breve apriremo uno a Tiene, sempre con lo stesso concetto, quale comprenderà anche altri 6 comuni, e pensiamo anche velocemente di aprirlo a Bassano del Grappa. E la visita del ministro Bonetti sottolinea quanto i temi sociali siano occasione di riflessione e punto di forza del territorio. Una realtà davvero di eccellenza, quella dell'Emporio Solidale Il Cedro, che ha saputo coniugare l'impegno del terzo settore, mettendo in rete tutte le realtà di associazioni di volontariato di questo territorio, l'amministrazione comunale, l'OTB Foundation, un esempio davvero virtuoso di una sinergia a servizio delle persone e delle famiglie, attraverso percorsi di accompagnamento, di recupero dei beni alimentari, ma anche un ulteriore percorso di formazione finanziaria, di accompagnamento anche all'autonomia per quanto riguarda i nuclei familiari. E domani sarà il 1° settembre, il mese che ci fa subito tornare alla mente il ritorno tra i banchi di scuola, un ritorno particolarmente importante, quello di quest'anno, in previsione della riapertura delle scuole. Sappiamo tutti, insomma, dopo il periodo difficile, dopo la DAD, dopo 2 anni di pandemia, che cosa succederà? Allora, l'ULSS 2 sta già potenziando i punti tampone, perché il timore è che appunto ritornando in classe il Covid possa subire, insomma, un'impennata proprio tra i ragazzi. Vediamo. Ritorno in classe senza mascherina. Il decadere dell'obbligo, confermato dalla circolare emanata nelle scorse ore dal Ministero dell'Istruzione, se fa ufficialmente entrare anche il mondo della scuola nella fase post-Covid, spinge le aziende sanitarie a prepararsi a un probabile aumento dei contagi. L'ULSS 2 di Treviso ha annunciato che contestualmente alla riapertura delle scuole potenzierà i Covid Point. Noi ovviamente ci aspettiamo un aumento di tamponi, perché non mascherine in classe, quindi la libertà giustamente che si è creata dopo, diciamo, questa fase di calo ormai, perché abbiamo solo 63 ricoverati, abbiamo circa 600 positivi, comunque 600 positivi al giorno, porterà sicuramente ad avere maggior numero di positivi, perché è normale, il virus sta circolando, per cui andremo a potenziare i punti tamponi garantendo degli orari maggiori in modo tale da favorire le famiglie se avranno qualche positivo a casa. La scuola arriva per ultima a eliminare i dispositivi di protezione personale, quella che verrà messa in atto dal 12 settembre con l'avvio dell'anno scolastico 2022-2023 è una piccola grande rivoluzione.
Quello che possiamo dire è che è terminato comunque lo stato di emergenza e tutte le misure di natura emergenziale, quindi di limitazione in un certo senso della libertà personale, e il livello di attenzione resta solo nel caso del verificarsi di situazioni di contagio che devono ovviamente essere trattate in un certo modo, quindi con l'immediato isolamento, ritorno a casa della persona contagiata. Impossibile però fare previsioni sull'andamento dei contagi, sottolinea il direttore generale dell'US2 Benazzi. Noi ci auguriamo che non arrivi qualche altra variante, perché il pericolo è che, siccome questo virus ha dimostrato che cambia velocemente e che gli spike, quindi gli spuntoni che vediamo, speriamo appunto che non arrivi una variante che magari è più infettiva ma anche più pericolosa. Se resta Omicron 5 è chiaro che andremo verso una fase completamente di quasi tranquillità. E a proposito di Covid, come vi avevo anticipato, andiamo a leggere insieme i dati del report di Azienda Zero. Oramai lo sappiamo, è una fotografia dell'andamento dei contagi nel nostro territorio. Ebbene, fa riferimento alle ultime 24 ore in cui sono stati intercettati quasi 3.000 nuovi casi positivi, per l'esattezza 2.848. Questo è il delta dei positivi nelle ultime 24 ore. I casi attualmente positivi in Veneto scendono sotto i 50.000, sono 47.929 questi gli attualmente positivi nella nostra regione. Diamo un'occhiata anche agli altri numeri del report che evidenziano un meno 11 per quello che riguarda i ricoveri in area non intensiva, quindi si liberano 11 posti in ospedale per pazienti dimessi, guariti dal Covid. Scendono anche le terapie intensive, meno 1 nelle ultime 24 ore. Purtroppo anche oggi dobbiamo constatare il decesso di 2 persone causa appunto Covid. Questi i dati di Azienda Zero, dati che, lo ricordiamo, si riferiscono alle ultime 24 ore. Noi abbiamo toccato l'argomento del ritorno in classe dal punto di vista sanitario, ma dal punto di vista pratico, perché la carta è sempre più cara, è sempre più difficile da reperire sul mercato e così sull'inizio dell'anno scolastico incombe un rischio concreto per molti studenti, quello di non riuscire ad avere in tempo i libri di testo. Il rincaro è quello che ormai sanno tutti, è del 20, sicuramente del 20%. Problemi grossi per il rincaro della carta, il cui costo è aumentato di molto, anche del 60% rispetto all'anno scorso. Aumenti che si riflettono direttamente sui costi e la reperibilità dei libri, provocando una certa agitazione per le famiglie, in quanto diversi studenti rischiano di arrivare all'inizio della scuola a settembre senza i libri di testo. Col discorso che abbiamo i supermercati attaccati dobbiamo sì esagerare, ma non troppo, perché ovviamente ci rimettiamo sempre in ogni caso, perché ovviamente il giusto non riusciamo mai a farlo, altrimenti andiamo fuori concorrenza. Purtroppo per i libri di scuola è più difficile determinare, perché ogni anno ci sono degli editori che per X motivi che io non posso sapere. Per tutti i settori della stampa editoriale e commerciale, l'incremento del costo della carta ha assunto dimensioni tali da intaccare ogni tipo di marginalità, in quanto ci sono vere e proprie difficoltà a trasferire questi rincari. A questo scenario si aggiungono anche le problematiche legate a una scarsa reperibilità della materia prima. Sappiamo benissimo che ci sono dei problemi eccetera, ma è anche vero che noi siamo a contatto con i distributori, possiamo fornire al cliente una risposta per cui il libro non c'è. Conti salati sulle famiglie anche per quanto riguarda tutto il corredo scolastico e quindi astucci, diari, zaini, quaderni e penne. Ad influire sul peso dell'istruzione è il trend dell'inflazione che registra un marcato aumento in tutto il paese. Una parte li ho presi anche usati, devo dire la verità, in buono stato usati, e c'è una differenza di prezzo chiaramente rispetto al prezzo di partenza, però certamente per una famiglia si nota il peso di certe spese, si fa molta attenzione, bisogna sempre un po' cercare di non fare il passo più lungo della gamba. E continua a far discutere la proposta della provincia di Padova di accorciare la settimana scolastica a 5 giorni per risparmiare la bolletta energetica. Vediamo.
Fissato per giovedì 8 settembre l'incontro in provincia tra i dirigenti scolastici e i consiglieri provinciali per valutare la fattibilità della riorganizzazione dell'orario scolastico su 5 giorni, la cosiddetta settimana corta. Si valuterà insieme ai presidi di 37 istituti provinciali la proposta del consigliere con la delega alla scuola Alessandro Bisatto di accorciare la settimana scolastica per risparmiare sul conto energetico. Una proposta che però deve tenere conto non solo delle necessità economiche, ma anche dei bisogni degli studenti. Mi piacerebbe che parlassimo di settimana corta non soltanto anche per ridurre i costi, ma non soltanto per ridurre i costi. La settimana corta è un buon modo di fare scuola, perché è un modo che non soltanto prevede una diversa distribuzione nei giorni della settimana, ma valorizza moltissimo il tempo libero, il tempo del riposo, il tempo della famiglia, il tempo dello svago, il tempo dello sport, che ogni studente potrà ritrovare nella giornata del sabato, che è un giorno prefestivo. Parliamo adesso, cambiamo decisamente argomento, della mostra del cinema. La prima star che è arrivata al Lido è Rocío Muñoz Morales, che appunto ai nostri microfoni, in una nostra intervista, ci racconta le sue emozioni e non solo. Vediamo. È arrivata alla mostra del cinema e a Venezia insieme ai suoi genitori. Rocío Muñoz Morales, madrina della 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, si presenta così al suo pubblico all'Excelsior, semplice, sorridente e affabile, e incanta già il festival. Ho delle sensazioni bellissime, delle vibrazioni bellissime. Credo che sarà una grandissima mostra. C'è una sensazione di rinascita, di liberazione, di voler anche essere travolti da questa biennale. Ci svegli un piccolo segreto: domani come condurrai, quale sarà il tuo discorso? Il discorso parlerà sicuramente di quanto sia il cinema importante per tutti noi. Le nostre storie, le nostre emozioni, le nostre sensazioni sono importanti per il cinema, perché il cinema vive di quello, no? Ecco cosa ha pensato quando le hanno proposto di essere madrina della mostra del cinema. Un po' non ci credevo, ho detto vedrai che poi mi chiamano e mi dicono no scusa, era uno scherzo o ci siamo sbagliati, abbiamo ripensato che sarà diversamente. Poi mi sono sentita molto fortunata, ho sentito anche subito una grande sensazione di dover rappresentare tutte le persone che lavorano alla Biennale per tanti mesi. Non poteva mancare, per concludere, un saluto ai nostri telespettatori. Ciao a tutti, sono Rocío, sono a Venezia Lido, vi mando un bacio e buona mostra a tutti. E noi adesso dal Lido ci spostiamo in altopiano, perché arrivano 2 weekend imperdibili all'insegna dei formaggi. Made in Malga arriva alla 10ª edizione e torna nella sua completezza dopo gli anni complicati, difficili della pandemia. Vediamo. 80 espositori di formaggi e prodotti di montagna, una decina di birrifici, sempre di montagna, oltre a tanti eventi collegati, dalle degustazioni guidate agli approfondimenti, dagli show cooking agli abbinamenti tra le meraviglie casearie e i vini d'alta quota. È tutto pronto ad Asiago per la 10ª edizione di Made in Malga, la festa dei formaggi di montagna che andrà in scena dal 2 al 4 e dal 9 all'11 settembre, tutto concentrato nel centro storico. Piazza Carli e il corso saranno letteralmente invasi dalle bancarelle dei prodotti caseari provenienti da tutta Italia, ma tutta la cittadina si prepara ad accogliere le decine di migliaia di appassionati, curiosi, gourmet e visitatori in arrivo nell'altopiano nei 2 fine settimana della manifestazione. In ballo, inoltre, masterclass dedicate al cacio,
spazio, laboratori per tutti i gusti, proiezioni di film rigorosamente in tema montanaro, l'osteria della cucina di montagna e pure escursioni nelle malghe del comprensorio che si avviano a diventare patrimonio UNESCO grazie alle loro caratteristiche uniche e antiche. La 10ª edizione, che arriva dopo 2 annate molto difficili, è quella della rinascita e porterà ad Asiago la versione completa con tanti espositori e molti eventi. Sul piatto, è proprio il caso di dirlo, il top della produzione casearia d'alpeggio e di quota, dall'Asiago DOP nelle varie declinazioni fino al Castelmagno e alle tome del Piemonte, dalla fontina d'alpeggio della Valle d'Aosta ai formaggi principi della Lombardia. E poi via con i prodotti caprini, il parmigiano, i pecorini del sud e delle isole e molto ancora. Un modo per ripartire a pieno regime anche nel mondo caseario, per parlare di tradizioni, innovazione, di gusto e di economia, di turismo e di storie da raccontare. Un modo delizioso per confermare ancora una volta l'importanza della montagna italiana e veneta, dell'altopiano e dei suoi prodotti nel panorama nazionale. Dal Santo a Berlino aprirà il 2 settembre la mostra Donatello, l'inventore del Rinascimento. Un'operazione delicata sotto il controllo costante dei restauratori e la supervisione della soprintendenza. Dopo Firenze hanno raggiunto Berlino i 3 bronzi di Donatello provenienti dalla Basilica di Sant'Antonio. Si tratta dello spettacolare crocifisso dell'altare maggiore, dell'Imago Pietatis e del Miracolo della Mula, sculture fondamentali nel racconto del genio di Donatello ripercorso dalle 90 opere della mostra dal titolo Donatello, l'inventore del Rinascimento. Le opere saranno esposte dal 2 settembre 2022 all'8 gennaio 2023 ai Musei Nazionali di Berlino, come spiega il co-curatore della mostra Neville Rowley. Già spostare un'opera del genere è una cosa quasi impensabile, che può accadere solo per occasioni eccezionali come questa mostra, o come i lavori di rifacimento dell'altare del santo che si sono fatti nei secoli, perché l'allestimento originale non c'era, non c'è più, il crocifisso non era sull'altare del santo come oggi, ma sul tramezzo, quindi si è già spostato questo Cristo, ma mandarlo a Berlino voleva dire che una cosa enorme. Dopo Firenze e Berlino, la mostra sarà allestita a Londra con l'obiettivo di parlare a studiosi e visitatori di provenienze culturali diverse. E con queste immagini suggestive si chiude questa edizione di Focus TG. Non mi resta che ricordarvi gli appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta, questa sera con TG Bassano e con TG Vicenza. Noi invece con Focus TG ci rivediamo domani puntuali alle ore 12. Grazie e buona giornata a tutti.